L'impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell'agenda del Governo e del Parlamento, per tutte le regioni che lo richiedono, una maggiore autonomia, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, non ultimo portando a conclusione le trattative tra il Governo e le regioni attualmente aperte. Lo scrivono nero su bianco Lega e 5 Stelle nel contratto di governo che sarà sottoposto al Presidente Mattarella insieme al nome del nuovo Premier. Nel documento sono poi richiamati i punti cardine del percorso prefigurato nell'ultimo anno dal governatore veneto Luca Zaia: trasferimenti delle risorse corrispondenti alle nuove competenze, geometrie variabili e costi standard. Per noi è una questione di rimente importantissima e irrinunciabile. È importante che ci sia dentro questo nel contratto di governo, che tra l'altro fa riferimento anche alla dotazione necessaria di risorse per garantire le funzioni che noi richiediamo con l'autonomia del nostro Veneto, e speriamo che almeno questa sia una delle cose che possa realizzare il prossimo esecutivo. Ci fa piacere che ci sia questo impegno, commentano dal Partito Democratico Veneto. Si tratta dell'autonomia che abbiamo sempre auspicato e della prosecuzione di un percorso iniziato dal governo Gentiloni. Però adesso spetta ai 5 Stelle e alla Lega, se faranno questo governo come sembra, trovare anche le risorse che peraltro avevano assicurato ci fossero. Certo che stanno facendo tante promesse che non saranno in grado di mantenere. Perplessità anche dagli esponenti di Fratelli d'Italia, alleati in regione con la Lega ma fuori dal patto di governo romano. Speriamo che sia la volta buona, si augura Massimiliano Barison, ma le premesse non sono delle migliori. Ci preoccupa il fatto che riscontriamo una certa superficialità in ciò che viene inserito, e quindi diventa fondamentale capire quale sarà poi il percorso che dagli intenti espressi ai risultati che si raggiungeranno bisogna capire alla fine che cosa vedranno i cittadini italiani. L'impegno è preso e non ci saranno alibi, ribatte il vicegovernatore Gianluca Forcolin. Per chi è stato eletto in Veneto si tratta della priorità assoluta di questa legislatura. I nostri parlamentari sono stati eletti e sono stati mandati a Roma proprio per questo scopo. Se questo verrà boicottato o dovesse essere messo come ultimo punto dell'agenda, per quanto mi riguarda questo governo potrebbe andare a casa già da domani.